Questi pastori trentini che hanno l'autonomia in Trentino vengono qui a svernare e dico almeno ci pagassero oppure facessero la pulizia delle strade che sporcano. L'invasione si ripete puntuale ogni anno. La transumanza è capace di muovere tra Veneto e Trentino decine di migliaia di pecore, ma questa volta il passaggio da Fontaniva a San Giorgio in Bosco, denuncia il sindaco, ha lasciato l'asfalto in condizioni tali da contribuire a far uscire di strada 3 automobili e provocato in paesi una mobilitazione generale. Il carabinieri ha chiamato il sindaco alle 6 di sera fino alle 9, ho dovuto chiamare una ditta che è venuta gratuitamente perché manco abbiamo i soldi per fare questo tipo di interventi, con la protezione civile, con l'ufficio tecnico. Operazioni di pulitura e spargimento sale per le quali Miatello vorrebbe presentare il conto ai responsabili. Il sindaco ha tentato invano di arginare l'invasione, mettendo nel 2013 un'ordinanza ribadita in cartelli che ha fatto installare nelle vie d'entrata del paese. Di qui non si passa, ma a quanto pare per fermare l'invasione di centinaia di pecore ci vuole ben altro che un cartello ed una multa, per quanto salata. Questi pastori erano già stati multati al mattino proprio in virtù dell'ordinanza che non potevano transitare. Poi al tardo pomeriggio sono partiti e lì hanno fatto il resto. Già abbiamo Roma che ci tratta da sudditi, poi anche il Trentino adesso mi sembra un po' un'esagerazione.